Allora, Alessandro, buongiorno. Caro Alessandro, buongiorno. Io ti dico, perché questo intervento chirurgico? Perché questo male al ginocchio non te lo sei fatto uscire al mese di maggio, quando il campionato di Serie A è finito, e non un mese prima che inizia il campionato, oppure il giorno prima o lo stesso giorno in cui parte il ritiro del Napoli? Vabbè, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video di Batman Napoletano. Come state? Vai giù, spero tutto bene. Vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Lasciate un bel commento così facciamo risalire l'algoritmo, che ho notato che in questi giorni, cioè soprattutto ieri, sta un pochino risalendo, ma giusto poco poco. Quindi commentate tutti. Allora, vai giù. Appena uscito il comunicato della SSC Napoli su Alessandro Buongiorno, sulle condizioni del difensore italiano, e dice: in considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo ad Alessandro Buongiorno, il calciatore non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato di Di Maro. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente al ginocchio destro. In pratica, chissà a sapere se si deve operare oppure no al ginocchio. Io dico no, tu mo stai ormai da 3 anni, tra qualche giorno, anzi tra qualche settimana, fai 3 anni a Napoli, ok? Anzi no, 2 anni, scusami. Scusate, vai, io pensavo 3 anni. Sono quasi 2 anni che stai a Napoli, ok? Io dico, no, mi domando e dico, perché? Ok? Anche l'anno scorso, l'estate scorsa, a fine campionato dell'estate scorsa, che pure l'anno scorso ha avuto un sacco di infortuni, oppure a fine campionato di quest'anno, quindi a fine stagione 25-26, a fine maggio, quindi perché non ti sei operato, non hai fatto qualche consulto, non hai pensato di fare qualche visita per capire, ma fammi capire perché tengo questo problema al ginocchio, come faccio sempre male, ogni volta che mi faccio male sono minimo un mese e mezzo, due fuori, per fammi vedere un poco, fammi capire un poco quello che sta succedendo. Io se fossi stato in buongiorno già l'anno scorso, a fine campionato scorso, mi sarei fatto due domande, mi sarei fatto, ma forse mi devo andare a vedere un poco, devo andare a capire che cosa sta succedendo nel mio ginocchio, cosa devo fare per rimettermi in sesta al 100%, non aspettare 2 anni, ok? Io avrei detto questo, fammi capire un attimo che cosa sta succedendo al mio ginocchio, fammi capire un attimo se mi devo operare oppure no. Ma ovviamente i difensori del Napoli, anzi i giocatori in generale del Napoli, per farsi una visita aspettano ovviamente la fine del mondo. Aspettano 50 anni, aspettano che viene prima la fine del mondo per poi farsi una visita, farsi un controllo. Cioè io dico no, questo messaggio va pure ad Anghissà che quest'anno ha avuto molti infortuni. Ma anche a De Bruyne, facete una visita, controllatevi. Posso capire De Bruyne che ormai chi si è fatto vecchio, cioè però fai giù, ma basta, cioè io mi sto scocciando di vedere tutti questi infortuni, cioè vuol dire che ci prendono in giro, ogni giorno il Napoli ci prende in giro, io non voglio pensare questo. Tra l'altro, oltre ad Alessandro Buongiorno, a Di Mara non ci sarà neanche Marianucci o Baredin, che tra l'altro la squadra, se non mi sbaglio, è già arrivata. Però Marianucci o Baredin perché vogliono capire, diciamo, se andarsene se, oppure no. Ma vabbè, non voglio perdermi in chiacchiere. Ritornando al caso Buongiorno, ok? Cioè,
vai giù. Tu, buongiorno, te lo dico di nuovo, te lo voglio pure ripetere, io te lo dico come se fossi un fratello, perché pure io a volte mi fa, anzi no, a volte mi faccio spesso male e io mi sono fatto una domanda, fammi andare a capire quello che mi sta succedendo, fammi capire quello che devo fare per rimettermi forse al 100%, cioè, perché mi faccio sempre male, fammi andare a controllare, questo è stato il mio primo pensiero. Quindi, buongiorno, falla anche tu sto pensiero, fammi la cortesia. Vabbè, vai giù, ci vediamo in un prossimo video che uscirà domani, che sto registrando proprio in questo momento la 24 ore di Neymar, della vita di Neymar. Vabbè, non vi voglio spoilerare niente. Ciao, vai giù.